mister pensa bene, il Partinico Luce va avanti e arriva agli ottavi di Coppa Italia Eccellenza perché completa l'opera dopo la vittoria all'andata in casa vostra al Fazzi di Terrasini in un campo ostico contro una squadra che anche all'andata dimostrò di non mollare di un centimetro come il Montelepre. Quindi è andata avanti, mister, una grande prova dei suoi ragazzi. Che partita è stata? Ma sono state entrambe due buone partite, giocate da due squadre orgogliose, col desiderio di passare il turno. Abbiamo avuto noi qualche vantaggio rispetto a loro. Penso che entrambi cercavamo più indicazione sotto l'aspetto del campionato per capire a che punto eravamo, sia guida con colleghe, sia normale che magari siamo stati premiati di più, però sono state due belle partite, due belle gare giocate con un buon calcio da entrambi. Abbiamo avuto dei vantaggi, che abbiamo fatto qualche gol in più, ma anche se non lo fosse stato nessun problema. Siete una squadra completamente nuova a partire da lei, che è la prima esperienza qui, ci sono stati tanti grandi acquisti. Come si prepara il Partinico Daci al campionato d'eccellenza che comincerà domenica? Perché è comunque un campionato sempre difficile, anche se avete dimostrato di essere una squadra abbastanza pronta per questo campionato. No, noi siamo una squadra tutta rinnovata, tutta nuova, non era facile assemblarla, però abbiamo avuto la fortuna, la grande collaborazione di giocatori intelligenti, giocatori di categoria che si sono calati nella nostra realtà. Il campionato, come ne sappiamo, è sempre un campionato difficile, non ci sono squadre cuscinetti, non ci sono squadre, sono tutte squadre vogliose che se lo giocheranno tutte. Domenica c'è la prima in un campo difficile, ostico come il Misilmere, andremo a giocarci le nostre partite. I nostri obiettivi siamo quelli di fare un buon campionato, non abbiamo altre pretese e quindi speriamo di centrare questo obiettivo. Mister, grazie e complimenti.